Già dalle prime ore del mattino, a Torri del Benaco, l'atmosfera era vivace e carica di entusiasmo. Grande affluenza di pubblico ai mercatini dei produttori, cuore pulsante della Festa dell'Olio, edizione di primavera che celebra l'olio extravergine del Garda e le eccellenze agroalimentari del territorio. Tra gli stand allestiti lungo il porto e nelle piazze del centro, aziende provenienti da Veneto, Lombardia, Trentino e Slovenia hanno proposto assaggi, prodotti tipici e raccontato il loro lavoro con passione e competenza. Siamo molto contenti che oggi abbiano appunto creato questa nuova edizione di primavera, anche perché siamo fortunati che abbiamo trovato una bella giornata di sole, ma il punto di forza è proprio mostrare i produttori locali e non, per far conoscere a 360 gradi quello che si può produrre con l'olio, di conseguenza olio d'oliva, cosmetica, condimenti, tutto ciò che appunto gira attorno a questo mondo. Famiglie, turisti e appassionati hanno potuto degustare diverse varietà di olio, scoprire nuove etichette e acquistare direttamente dai produttori in un clima di convivialità e curiosità. Un inizio di giornata positivo e partecipato che conferma il forte legame tra il pubblico e le tradizioni del Garda.